Che dite? Ce li prepariamo 2 hamburger di riso, croccanti. C'è una cosa sfiziosa sfiziosa. Guarda come profumano. Ho fatto un disastro. Un disastro. Ne dobbiamo fare? Le volete provare? Andiamo. Andiamo, andiamo. Come prima cosa facciamo cuocere il riso e lo facciamo raffreddare. Io per comodità, per non stressarlo, lo faccio cuocere la sera prima, così lo metto là e lui si raffredda e non si stressa nemmeno. Aggiungo le uova. È già salato il riso. A questo punto impastiamo con le mani. Ecco qua. Ho aggiunto formaggio grattugiato, sia pecorino che parmigiano, ma voi potete usare quello che preferite. Ci metto del formaggio affettati a piacere. Io li compro già tagliati per comodità. Ecco qua. E a questo punto impastiamo di nuovo, rimettiamo il guanto. Avevo solo appoggiato un po' sul piatto. E rimpassiamo, via. Così, dove vai? Ecco qua. Cioè, sti guanti sono bruttissimi, cioè scomodissimi e non si finiscono mai. Cioè, la confezione della notte secondo me si raddoppiano di nuovo. Ma non lo so. Mai più questi qua. A questo punto ne prendete un po' in mano. Per la grandezza fate voi. Io c'avevo sia la mozzarella tritata che mi fissava in frigo che il galbanino. Il galbanino proprio, cioè ogni volta che aprivo il frigo mi guardava così, dice, ma quanta intenzione di consumare. Oggi ecco, ti metto qua. Chiudiamo. Bene bene. E le schiacciamo tipo hamburger. Così. Io nel frattempo li dico un po' con i guanti, li finisco di fare e torno subito. Eccole qua, con questa dose e questa grandezza qua ne escono 10. Io adesso le copro con la pellicola e le metto un'oretta in frigo. Fatele riposare un'oretta. Per la panatura uovo io ci ho messo sale e formaggio grattugiato. Farina, io impano con il panko, ma potete impanare anche con il pan grattato, va bene lo stesso. Ne prendiamo uno e lo passo nella farina, così. Poi lo passiamo nell'uovo, così. E in ultimo qua nel panko. Piano piano ce la faccio un po' qua. Io li preparo tutti e torno. Ma voi non vi muovete che torno subito. Eccoli qua. Mettiamo olio in padella e andiamo a friggere. Ecco qua, a questo punto giriamo e facciamo cuocere. Eccoli pronti. Eccole pronte, provatele.